RT del Veneto in bilico, non è da escludere un passaggio da lunedì per soli 3 giorni alla fascia arancione, ma lo sapremo solo dopo la decisione del venerdì del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. Fra l'altro siamo in odore di valutazione, perché voglio ricordarvi che le proiezioni che abbiamo sono di un R con T ai limiti della zona arancione, cioè di regressione. L'incidenza resta ancora intorno ai 2,50. Sapete che la legge nazionale prevede appunto che questi parametri debbono rientrare, diciamo, sotto soglia, e quindi stiamo aspettando con ansia intanto la classificazione che ci verrà data dall'Istituto Superiore della Sanità. Ricordo che l'attribuzione del colore della zona non dipende dalla regione, ma dipende dai parametri valutati a livello nazionale. Dall'altro voglio ricordare che comunque, sempre in virtù di decisioni nazionali, la prossima settimana sarà una settimana comunque di base per tutta Italia, di zona arancione per tutti i giorni feriali, quindi dal lunedì al venerdì prossimo saranno zona arancione in tutta Italia, e sabato, domenica di Pasqua e Pasquetta, sempre secondo la legge nazionale approvata una settimana fa, 10 giorni fa, firmata, forse il primo DPCM firmato dal primo ministro Draghi, quindi Pasqua, Pasquetta e il sabato di Pasqua saranno rosse. La macchina delle vaccinazioni prosegue con più di 20.000 dosi al giorno. Complessivamente il Veneto ha già effettuato 685.000 somministrazioni. Non è la performance migliore a livello nazionale, ma con un obiettivo, quello di riuscire a ultimare i vaccini agli ultra ottantenni entro metà aprile. E se domenica in 4 distretti del Trevigiano c'è l'accesso diretto per i nati nel 1936, ora c'è la novità di vaccinare gli accompagnatori ultra 65enni conviventi degli ultra ottantenni. Abbiamo deciso stamattina, e alcune ULSS mi hanno già detto, fra l'altro, che già oggi sono sostanzialmente in grado di affrontare, diciamo, questa nuova sfida, che è quella di pensare che se c'è un over 80 accompagnato da un over 65 è giusto vaccinare anche l'accompagnatore, che sia caregiver, non caregiver, e soprattutto o che sia una persona magari convivente. Pensate, la moglie è vaccinata e il marito magari che non ha ancora l'appuntamento, o viceversa. Quindi sostanzialmente un po' tutte le ULSS adesso con un minimo di elasticità. E presto dovrebbero iniziare anche le vaccinazioni nelle aziende.